Salve a tutti, sono Andrea Lavagnoli, presidente di CIA Verona. CIA Agricoltori Italiani è un'associazione di categoria del mondo agricolo che conta in tutta Italia all'incirca 900.000 associati. Il nostro obiettivo è quello di servizi e tutela dell'imprenditore e delle aziende agricole, la rappresentanza nei confronti delle istituzioni provinciali, regionali, nazionali ed europee e naturalmente la salvaguardia del reddito delle nostre aziende. Quest'anno, che presto diventerà un anno e mezzo, ahimè, è stato durissimo per le nostre aziende. Allora, innanzitutto, lavorando in agricoltura, noi non ci siamo mai fermati un giorno, neanche nel marzo e ad aprile dell'anno scorso, che sono stati i momenti peggiori. E proprio per questo i nostri associati avevano e continuano ad avere bisogno di essere accompagnati per quanto riguarda le informazioni legate alle vicissitudini di questo periodo, alle normative, alle informazioni varie su DPCM e tutto ciò che ruota attorno alla gestione di questo periodo. Abbiamo aiutato le nostre aziende attraverso l'attuazione di protocolli sanitari e c'è stato un costante e fortissimo lavoro di consulenza telefonica, informatica, nonché anche proprio da un punto di vista personale in azienda per cercare di venire incontro alle mancanze che i protocolli hanno messo in condizioni tutti di dover rispettare, senza contare poi anche tutti gli aiuti legati alla richiesta di ristori, di esoneri contributivi e aiuti specifici per le varie culture, le varie categorie di produzione. Allora, il futuro che ci auguriamo cominci il più presto possibile, di lasciarci questo brutto periodo alle spalle, non può non tener conto di due parole chiave che sono innovazione e sostenibilità. Tutto deve ruotare attorno a questo. Tutto deve ruotare attorno a questo, anche se la produzione agricola italiana deve continuare a farsi forza della sua forte tradizione e specificità. Quindi probabilmente, io sono convinto anzi, che la forza che dobbiamo trovare per affrontare il futuro sia proprio questo, di innestare sulla nostra forte tradizione e le nostre specificità questa innovazione e questa attenzione che ci è sempre più richiesta in ottica di sostenibilità anche ambientale ed anche economica, ovviamente. Innanzitutto noi abbiamo una grandissima responsabilità, che è la responsabilità che abbiamo e dobbiamo verso le decine di centinaia di aziende e quindi anche di famiglie che rappresentiamo. Io parlo chiaramente a livello provinciale, ma comunque anche nazionale per quanto riguarda CIA nella sua interezza. Per quanto mi riguarda, questa è una responsabilità che sento molto forte, anche perché io stesso sono un agricoltore, sono un imprenditore agricolo e spero di riuscire a dare ai miei associati quello che io vorrei qualcun altro dasse a me, insomma.